Nuotatori da tutta Italia ai blocchi di partenza per la 15ª edizione del Memorial Andrea Bettioli, in programma alle piscine comunali di Treviso venerdì 22 e sabato 23 maggio. Organizzato dalla società sportiva Natatorium Treviso, il Memorial è l'appuntamento principale del Grand Prix Veneto Master e rappresenta oggi il più grande evento di nuoto master d'Italia, secondo per numeri di partecipanti solo ai campionati nazionali di nuoto. Siamo partiti nel 2000 con 300 atleti o poco più per arrivare l'anno scorso a oltre 1300 partecipanti. Quest'anno, per festeggiare la 15ª edizione, abbiamo ampliato fino a 1500 atleti, ampliando anche il programma gare. Lo scorso anno c'erano 1300 atleti che hanno partecipato per oltre 80 società di tutta Italia in rappresentanza di 12 regioni d'Italia. Gare che cominciano l'anno scorso alle 16 del pomeriggio del venerdì per prolungarsi fino alle 23 e poi il sabato cominciano alle 9 del mattino per proseguire fino alle 19-19:30. Un evento nato 15 anni fa per commemorare Andrea Bettiol, giovane atleta trevigiano tragicamente scomparso nel giugno 2000, il cui ricordo ha spinto in questi anni gli organizzatori a migliorare e far crescere la manifestazione. Ma porta tanto sport e tanti atleti sicuramente, e questo va a tutti gli organizzatori il merito. Ma quello che mi fa tanto piacere è questo memorial, ricordare e mettere energia a disposizione di un ricordo. Questo fa bello e questa è la bellezza della nostra città e della nostra gente. E proprio la famiglia Bettiol è tra i principali promotori di questo evento, organizzando ogni anno iniziative di solidarietà. Allora, ogni anno ci siamo legati a delle associazioni sportive più o meno benefiche, di giocare in corsia, di aiuto ai bimbi, ai clown. Quest'anno abbiamo deciso invece di fare una cosa più importante e di legarci ancora di più a questo discorso benefico, cioè aiutare quei ragazzi che si trovano in comunità famiglia, in situazioni di disagio sociale e non riescono a fare sport, a reinserirli con la scuola nuoto, col nuoto, magari poi si innamorano anche loro di questo ambiente, può diventare un lavoro e quindi faremo come ogni anno, grazie agli utenti, agli atleti, faremo della beneficenza perché noi diamo tutto lo inclusive qui. È come andare al villaggio turistico, avere un braccialetto e avere da mangiare e da bere. In cambio chiediamo un piccolo aiuto, ognuno in un modo, venderemo anche delle t-shirt a un progetto benefico di questi ragazzi in disagio e ci crediamo molto. Appuntamento dunque a venerdì 22 e sabato 23 maggio per quella che si preannuncia una grande festa dello sport.